C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo c'entro anch'io. Voi sapete che all'interno del Museo di Santa Giulia c'è anche una Brescia armata? Ve la raccontiamo noi, eccola qui. Antonio Calegari, figlio primogenito di Sante Calegari, fondatore di una famosa dinastia di scultori, realizzerò quest'opera intorno al 1722. Erano questi gli anni culminanti della fervida ristrutturazione di Piazza Duomo, rovinata a causa del crollo della torre del Duomo Vecchio nel 1708. La scultura era posta originariamente sulla sommità della fontana antistante la rotonda. Alcuni ipotizzano che la stessa vasca fosse disegnata dal Calegari. Per motivi di conservazione nel 1955 se ne decise il trasferimento presso i musei civici e fu sostituita da una bella copia dello scultore bresciano Severo Gaffurini. Proverbio famoso, anche quello di oggi. Quella persona che leo che la là è il val tat or come il peso. Senti, prova a leggere questo, riesci Davide? Vabbè. El valtator come il pesa. Bravo, come ingegnere sarai straordinario, ma anche come lettore del dialetto. Di dove sei tu, Davide? Di Rodengo Saiano. Ok, quindi Vicino, sì. sai tradurla? Vale tanto oro quanto pesa, immagino. Sì, quello è. Tu conosci una persona che vale tanto oro quanto pesa? Dici questa bella persona proprio. Puoi fare anche il nome del professore che ti deve interrogare, con cui devi sostenere l'esame, così. No, dai, no, non voglio dopo. No, non lo so. Magari i miei genitori, non lo so. Vabbè, dai. Vi vuole bene, dice magari perché è in imbarazzo, ma vi vuole bene anche perché ti devono sovvenzionare all'università. Esatto, no, infatti. No, anche perché non sono. Cioè, è comunque una spesa importante. Vabbè. El valtator come il peso. E già ti ha aiutato che l'ho letto io, ripetilo. No, non è vero, questa è una bugia. Allora, vale tanto. No, lo devi rileggere in dialetto. El valtat or come el pesa. Bravo. Ci siamo? Certo che ci siamo. Tu sai cosa vuol dire? Io lo so, dovresti saperlo tu, interroghiamo. E quindi dovrebbe essere che vale tanto come l'oro. No, vale tanto l'oro come pesa. Vale tanto l'oro come pesa. No, io volevamo savoir. Ok, dai, è quella roba lì, dai. Lui, vale. Tator, tanto. Come? Tanto. Ora. Vale tanto ora. No, non ora. Dico. Il valtato che è sta cosa? Oro! Oro. Non è oro sta cosa, mi han fregato. Vabbè, no, Valtat or. Oro come? Come? Il peso. Come lui pesa. Come lui pesa. Quindi. Più pesi, più vali. Non vale niente, sei uno scricciolino, sei magrissima, sei in forma. Spieghiamo allora questo che non ha bisogno certamente di spiegazioni. Valtator quanto il pesa, vale tanto oro quanto pesa, ovvero detto di persona dalle eccelse capacità, insomma capacità che tutti riconoscono. Grazie per essere stati con noi, adesso ci sono i nostri ragazzi, vi diamo appuntamento alla prossima, ciao! Ciao Luca, tu sai che cos'è la preponta? La usi? Sul letto c'è una preponta? Sul tuo letto? Coperta? Sì, la preponta è un'altra punta. C'entro anch'io.